sulla trasmissione che mi mette troppa emozione, troppo stress. Per esempio, un momento per me veramente emozionante, ne potrei morire. Allora, dovevamo farlo un po' prima, però è scattato in questo momento perché stiamo per fare un collegamento in varie parti del mondo. E io non vi voglio dire chi sono, pure perché sappiamo anche se ci stanno, però io mi vorrei collegare, mi date due amici nostri, ne abbiamo parlato prima. Ce n'è uno, Peppe. Ce n'è uno per adesso? Ma ce n'è uno e basta, ce n'è uno. Signori, guardate chi c'è! Amico nostro! Allora, da una parte dello schermo, perché loro non sanno che stanno insieme, da una parte c'è il re del centrocampo da una parte, che è Jorginho. É mais uma do Kevinho. E dall'altra parte, George, c'è il capitano, c'è Marek Hamsik. Buonasera. Ragazzi, ma che gioia! Ma come state? Come si sta a Londra in Svezia? Come si sta? Vai Pai, vai primo. Tempo. Non la vedevi da un po' di tempo, George? A Marek? È uguale È perché se n'è andato in Cina a fo cinese, capito? Guarda là, c'ha gli occhi a mandorla adesso, guarda. Però tu ce l'hai un po' più barba, George? Un po' di più. Ragazzi, anche laterale vedo. ma posso farvi una domanda insieme? Quanto vi manca Napoli? Quanto vi manca Napoli? Prima Giorgio. Troppo. Ah, Marek, vai. Sono parole per descrivere, non ci sono parole per descrivere. Cioè, ti manca a te, Giorgio, a Londra? Secondo te Londra è a chi non bella manca? però, no? Sì, freddissima. Non Qua vede siamo a sole da un 25. anno. Cos'è il Sì. sole? Non Cos'è c'è il quello? sole? Ma guarda un po', allora qui invece siamo a 42 gradi, tanto voi che ne sapete, io vi dico pure bugie. Allora, ragazzi, io voglio chiedere una cosa a Marek. Marek, l'esperienza in Cina, vabbè, comunque è andata bene. Oh no, insomma, dici la verità, date, che te lo fotto, mo sei andato in Svezia. Oh. Allora, È sempre com'è andata? un'avventura, no? È sempre stata un'avventura, non facile, però la passa la pena, dai. Certo, ne valsa la pena, certo. Allora, tu Giorgio, guarda, come ride? Allora, Giorgio, io ti voglio chiedere questa cosa. Tu come lo vedi il Napoli quest'anno? Andiamo in Champions, perché io solo di te mi fido e di Marek. Dimmi la verità. Speriamo, facciamo il tifo, no? Noi facciamo il tifo, però voglio dire, secondo te ci sono reali possibilità? Certo Io di sono sì, convinto una di squadra sì. come Napoli, certo, Sì. ovvio. Cioè, quindi ci Sì, sono? Sì. Ragazzi, se lo dite voi, Sì. io poi voglio chiedere a Marek, Giorgio, vedi se sei d'accordo. Allora, Marek, so che hai consigliato tu, io ho dei dubbi, però, com'è Lobotka? Per me è forte, però per me è fortissimo, però non ha avuto possibilità di esprimerla. Allora io mi fido di te, se lo dice Marek Hamsik, ragazzi, bisogna crederci assolutamente. Ma allora, io una cosa, voi ve lo ricordate Decibel Bellini, quello che urlava allo stadio come un ossesso? Sì. Allora, quelli di Londra però- e quelli della Svezia in Cina, sono meglio o sono peggio di Decibel Bellini? Ma quando urla il tuo nome nello stadio non si può descrivere, allora alla grande. Sì, chi li canna dice? Giorgio, tu? Giorgio dice la verità, com'è Decibel Bellini? Come professionale o come Chiaro, persona? no. Ragazzi, sono scusa. due uomini speciali oltre a due campioni. Ti posso chiedere l'ultima cosa, Decibel? Perdona. No, però prima di salutarli, poi li salutiamo però definitivamente. l'ultima domanda la già fa. Perché so che tu eri interessato ai rigori, no? Perché al Napoli i rigori li tirava Marek? Tu che fai che lo saltello, Giorgio? Dobbiamo rispettare, no? Gerarchia. L'anzianità?
l'anzianità, capitano è capitano, se non voleva tirare io c'ero, ma... Però per la verità Giorgio tira molto meglio, dai. Non ci sono dubbi. Allora, Grazie, Marek, capitano. ma che effetto ti fa vedere Gattuso allenatore del Napoli? Cioè, com'è, secondo te Gattuso, com'è come allenatore? Vabbè, tutti si ricorderanno della foto mia e lui che mi Perché te gridava. l'ho chiesto, certo. Che effetto ti fa ricordando quel momento? No, niente. Io penso che è un bravissimo allenatore. E i ragazzi parlano benissimo di lui. Allora io mi fido che finiranno bene quest'anno e che si giocherà la Champions l'anno prossimo a Napoli. Tu, George? Dopo le parole del capitano che devi dire? Oh! Tu sei un furbo, George! Tu sei un furbo! Capito? Allora, Capito? ragazzi, ma io se vi dico sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Dai, stanno cantando! Salutiamoli come sai tu, Dashbell! Grazie ragazzi, sono stati con noi il capitano con il numero 17 Marek Hamsik e con il numero Grazie, 8 grazie. Giorgio Luis Giorginho. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao capitano! Tutto quello che avete dato al Napoli, ciao, grazie bye. assai. Sempre Siete forza nel nostro Napoli. cuore per sempre. Sempre forza Napoli, voglio! Ciao, bye! Ciao. Grazie. E tu non devi mollare. Non devi volare. Abbiamo un sogno nel cuore. Sono nel cuore! Torna campione. Grazie torna infinite, campione. ragazzi. In bocca al lupo per tutto. Tornate a Napoli. Grazie. Allora, Ciao.